Valdastico, è stato individuato e recuperato il corpo di Renzo Giacomelli, il cacciatore pensionato 64enne disperso in Val d'Assa e di cui non si avevano più notizie da ieri pomeriggio. L'uomo privo di vita è stato rinvenuto in un punto estremamente impervio, individuato dal sistema di ricerca Dedalo dei Vigili del Fuoco che individua i telefoni cellulari. Il luogo è stato sorvolato dall'alto dall'elicottero dell'aeronautica di Cervia che ha avvistato quella che poteva essere la sagoma di una persona. Poco dopo è arrivata anche la conferma da parte delle squadre di ricerca che hanno visto il corpo in un dirupo. L'ultimo contatto dell'uomo risale alle 11:30 di ieri, quando si era sentito con la moglie. Il cacciatore era uscito a piedi dalla propria abitazione di Pedescala e si era diretto verso la Val d'Assa in direzione dell'altopiano in una zona impervia. Verso le 6 del pomeriggio di ieri è scattata l'operazione di ricerca che ha coinvolto, oltre ai vigili del fuoco, anche la protezione civile di Valdastico con unità cinofile e carabinieri. Le ricerche, sospese alle 4 di notte, sono riprese alle prime luci dell'alba con i soccorritori di Asiago, Schio, Recoaro e Padova e con droni e unità cinofile. Verso mezzogiorno la conferma. Purtroppo il 64enne è stato ritrovato privo di vita. Una squadra dei pompieri e del soccorso alpino di Arsiero ha recuperato il corpo che adesso è a disposizione dell'autorità giudiziaria.